Eccomi qua. Allora, torniamo a noi. Dicevamo, una sentenza pesante, comunque lascerà il suo segno nella storia. Non può non essere così, però per la Spagna la reazione richiama ai tempi, vabbè, il governo di Franco certo. è noto da tutti, quindi non è la patria della democrazia in senso lato. Questa è una domanda intelligente e ovviamente assai pertinente, perché è vero, la Catalogna viene da un'esperienza dove la libertà, l'aspirazione di autogoverno è stata conculcata con la violenza da Franco. Franco ha passato per le vie brevi il leader all'epoca del movimento che mirava all'autogoverno della Catalogna. E poi, un giorno hanno avuto Sì, esatto. Poi c'è il problema che la Catalogna vuol diventare una repubblica e la Spagna invece è un regno, c'è anche questa distinzione, quindi come realtà organizzativa dell'ordinamento spagnolo, e sono due aspirazioni diverse. Chi è contro la monarchia a maggior ragione vede nell'opportunità della Catalogna un modo per emanciparsi da questo. Quindi è ancora più grave la reazione. È più grave la reazione, ma io credo che sia positiva in questo senso. Vi auguro che non ci siano disordini, ovviamente. Però ci sono intanto... Perché sì, ci sono, e io spero che questi modesti disordini che sono stati non siano quelli che danno la percezione esterna finale, perché mi creda, io sono stato in Catalogna e a Barcellona più volte ho incontrato membri dell'associazione, ho incontrato Artur Mas prima, proprio che era il precedente leader catalano, quindi conosco bene la situazione. Loro sono orientati, anche le dichiarazioni di Puigdemont di ieri, sono orientati a mantenere assolutamente sul piano istituzionale, sul piano pacifico, però ci può essere qualcuno che si è stancato di essere preso in giro, di essere bastonato dalla Spagna. E questo lei ha detto, lei ha parlato sempre di livelli istituzionali, qui stiamo parlando di istituzioni, però di fatto se una persona, senza dubbio tanti di chi ci ascoltano sono stati in Barcellona, insomma, in quest'ultimo periodo in zona di Catalogna, Girona, Lleida, eccetera. Si percepisce a pelle questa esigenza di stacco, ma addirittura nella lingua, nelle risposte che delle persone, cioè sono suscettibilissime a certi argomenti, è un argomento veramente molto delicato, addirittura tra gli studenti universitari. Io poi sono stata di recente, prima a Barcellona, poi a Madrid, per vedere anche un po', parlare con le persone. Comparazione. E ci ho visto nel Madrid veramente, apriti cielo, parli della Catalogna, ma li vedono. C'è una contrapposizione forte, alimentata dalla politica. Esatto. E gli studenti non sono favorevoli, sostenitori a Madrid, cioè non comprendono a Madrid no, ma a Barcellona sì. A Barcellona sono cioè, quindi questo lascia perplessi, allora, perché è chiaro che è un'azione di popolo talmente estesa per cui non ci si può girare dall'altra parte, ed è quello che purtroppo sta accadendo in Unione Europea. L'Unione Europea sembra che il problema non si ponga perché la Spagna è uno Stato membro dell'Unione Europea e quindi dicono è competente lei, ma non è così. Questo è un problema dell'Europa intera, anche perché come c'è la Catalogna, c'è la Scozia che tornerà a votare, c'è il Veneto che si presenta nuovamente con un'iniziativa referendaria per l'indipendenza, le Fiandre e i Valloni sono ormai in procinto di decidere quando lo faranno, e lo faranno probabilmente consensualmente perché sono d'accordo tutti e due e altre realtà. Per cui è un problema di cui l'Unione Europea non può fare a meno. Qualcuno ha risposto, ma sono formalismi, come il sociologo che fa una valutazione sociologica, c'è il giurista che la fa di stretto diritto. Io dico che bisogna avere un dialogo più aperto, che questo problema non può essere eluso, va affrontato, che non è una questione di tribunali, assolutamente, ma è una questione di consenso dei cittadini. La maggioranza dei catalani è per l'indipendenza. Allora, infatti, dico, mettiamo in galera 2 milioni e mezzo di catalani, 3 milioni di catalani, si capisce che va affrontato. È che forse addirittura così con queste condanne diventano quasi degli eroi del popolo, no? Sono già degli eroi. Sa qual è il problema? Che loro hanno capito, e questo lo condivido, è ovvio, che se si apre la porta alla Catalogna tutta l'Europa va ad aprire. Ecco, questo quindi è un dictat dell'Europa. Questo è un diktat dell'Europa che infatti è silente e non si preoccupa di intervenire come dovrebbe intervenire. Tanto sanno cosa devono fare.
Beh, a parte che se c'è una monarchia c'è poco da... C'è poco da discutere, l'Europa è un fantasma in questo momento rispetto al tema della Catalogna e non si può liquidare questa questione dal punto di vista dello stretto diritto interno, perché è diventato un fatto politico, ma un fatto politico di grandissima rilevanza che, ripeto, condizionerà la stessa sopravvivenza dell'Europa, io credo, perché non torna indietro questa vicenda, non può tornare indietro, va ricondotta nell'alveo del dialogo e quindi passerà attraverso dei momenti di confronto che necessariamente devono essere gestiti a livello europeo, necessariamente, solo che, come dicevo prima, se si apre la porta alla Catalogna, ecco, il fatto è che c'è una mancanza della Catalogna, se vogliamo dire qualcosa che può anche aiutare a loro, che io vedo dai contatti, è quella che non sono riusciti a collegarsi con le altre realtà per diverse ragioni. Quali altre realtà? Altre realtà, per esempio quella della Scozia, quella del Veneto. In Europa, ad altri certo, paesi. dovrebbero fare gruppo anche loro, in modo che il tema diventi un tema centrale nella politica europea, che si stabilisca che... cioè per avere sostegno dell'Europa difficilissimo. Avere un sostegno quantomeno per aprire un dialogo su questa prospettiva del diritto di autodeterminazione. Sappiamo che i documenti fondanti dell'Unione Europea non prevedono il diritto di autodeterminazione, ma nemmeno lo negano. E quindi se c'è un vuoto, perché sappiamo che non ci sarebbe stato accordo alcuno su questo tema, a che cosa ci si rifà? A quelle norme che sono superiori del diritto internazionale. La Carta dell'ONU lo riconosce esplicitamente. Invece, quando c'è questo diritto? Per chi c'è questo diritto? Quando c'è un popolo? E dov'è il popolo? Quando chi ha titolo per definire che c'è un popolo? La storia. Non c'è una definizione giuridica di popolo. È una definizione storica. La realtà lo dice. I catalani, come diceva bene lei, parlano la loro lingua diversa. I veneti, l'80%, 75% in fabbrica parlano veneto e dopo si collega al telefono perché lavorano con tutto il mondo e parlano in inglese, veneto-inglese. L'italiano di mezzo nella nostra realtà produttiva, il mondo produttivo veneto, spesso viene saltato. Si parla dal veneto all'inglese. E perché? Sono segni identitari. Un grandissimo sociologo, visto che parliamo di Padova, Sabino Acquaviva, è venuto una volta a un convegno dove ero anch'io relatore e nel mondo indipendentista disse: guardate che l'elemento qualificante che voi potete far valere è quello della lingua. Sembra strano, dice. La lingua è di una forza dirompente perché ti distingue immediatamente. È la lingua della mamma, e la lingua madre dei veneti è il veneto. Non c'è dubbio che è questo. Io sono per un ovviamente linguismo, quindi che dovremmo parlare almeno 2 o 3 lingue, il francese e l'inglese quantomeno, ecco, però trovo cosa buona e giusta quella di difendere la nostra lingua madre, che è un valore aggiunto, è quello che ci fa sentire uniti. Poi il fatto di avere un'identità forte, secondo me è un elemento che giova, non un elemento che isola. Io per esempio ho una visione europeista per antonomasia. Il Veneto indipendente lo vedrei come i catalani necessariamente in Europa, per carità. Il provincialismo, quello che io dico, è quello italiano. L'Italia ci porta nel provincialismo con le sue beghe, adesso addirittura con un sovranismo centralista identificato dalla Lega, e qua non so come dirlo, non so come giustificarmi, come si giustifichino meglio i leghisti. No, a un certo punto il passaggio era molto semplice: se la Lega voleva ottenere più consensi in un progetto nazionale, ha cambiato vestito, non è più un partito del territorio, ecco perché la convention nostra di sabato è diventato un partito italiano a tutti gli effetti, addirittura centralista, statalista, di uno sovranismo statalista, che è una cosa diversa. Secondo lei avrebbe dovuto agire in modo importante per dare maggiore autonomia? Lei ha sentito dire una parola da Salvini in favore della Catalogna? Assolutamente. Guardi che Salvini 5 anni fa è venuto in Veneto e davanti a sé aveva la bandiera di una lista civetta che si chiamava Indipendenza Noi Veneto con Zaia, per sostenere Zaia anche con quella veste. Penso che adesso sia lontano anni luce da quella frazione. E l'elettorato, il nobile elettorato veneto che ha creduto nella Lega, penso si senta in qualche modo non rappresentato. Quindi noi non è che siamo contro, anzi tendiamo una mano all'elettorato della Lega per dire: guardate che la Lega si preoccupa di Roma e del Sud, un partito italiano, è legittimo anche questo, però il territorio è stato abbandonato e Zaia vive l'incubo del bivio.
Per il momento sembra seguire Salvini, però il 98,1% che ha dato il sì il 22 ottobre 2017 è rimasto là con la bocca aperta e aspetta che ancora Zaia però lì al governo c'era il 5 Stelle e ci sono ancora. Guardi, che comunque hanno avuto un atteggiamento molto non voglio infierire stracista. E non mi piace mettere sale sulla ferita, ma 2 fatti ricordo. Un sondaggio del professor Feltrin che dice che hanno consigliato a Salvini di diciamo avere prudenza, di prendere tempo sul tema dell'autonomia perché doveva, in funzione delle europee, prendere voti al sud. L'altro, una dichiarazione, un'intervista del caro amico professor Bertolissi, che è docente all'Università di Padova, data al Corriere del Veneto 3 settimane fa, a Marco Bonnet, dove era scritto: ma c'è qualche altra ragione perché questa autonomia non è arrivata? E Bertolissi, che è il capo delegazione, ha detto sì, purtroppo sembra che Salvini abbia pensato anche a non turbare proprio il suo progetto di ottenere maggiori voti al sud. Quindi la verità è questa, ma la si legge. Allora non è questione di colpevolizzare. Se io ho il 98,1% di consensi in una trattativa con la mia controparte, in questo caso controparte nel senso di interlocutore, non gli do nient'altro che un'agenda. Gli dico: guarda caro amico, hai bisogno di tempo, 3 mesi, 4 mesi al massimo. Il 5° mese io chiudo la partita. Cioè, Zaia ha in mano le associazioni di categoria imprenditoriale, il mondo del lavoro, il mondo del volontariato, ha tutto con un risultato del 98,1%, dopo 2 anni siamo qui con la bocca aperta, vuol dire che qualcosa è mancato. Ma anche in Lombardia la stessa cosa, in Emilia Romagna. Guardi che adesso il ministro Boccia, bene questo riferimento, proprio oggi, sti giorni, ieri e oggi sui giornali, il ministro Boccia ha rilanciato, prima ha messo in conflitto i costituzionalisti che la pensano, Bertolissi sembra avere un'opinione diversa da Onida sul tema della legge quadro per l'autonomia, e già questa è la cosa. Poi è andato a Torino e a Milano, ha cercato di coinvolgere le amministrazioni locali, ha detto la città metropolitana deve essere una protagonista nella trattativa Stato-Regioni per la maggiore autonomia. E lo stesso Brugnaro è stato preso diciamo nella rete di questo passaggio che mira soltanto a differire, a dilazionare i tempi e a rinviare, non si fa nulla. La Costituzione, per come è scritta, è già chiara. Il 116 dice chiaramente che chi vuole ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia tratta con lo Stato. Il Veneto ha fatto precedere questa trattativa da un referendum per sostenere, quindi il referendum e la legge relativa è stato vagliato dalla Corte Costituzionale, che ha detto ok, si può fare. Che cosa vogliamo di più? Manca l'atto politico. E allora... però nell'atto politico c'è questo discorso dove, e torno a ripetere, non è cosa da poco sti benedetti 5 Stelle, che sembrava fossero favorevoli, poi invece in rappresentanza del Sud Italia hanno posto bastoni tra le ruote. E lì è una questione, torniamo al sistema nostro. Sono d'accordo con lei che i 5 Stelle hanno una grande responsabilità, ma i partner di governo in quel momento, quando i sondaggi erano 34-36% per Salvini e 17% per i 5 Stelle, bastava che gli dicesse: ragazzi, io entro un mese, se non mi firmate sta roba qua vi mando a casa. Però attenzione. E l'ha fatto nel modo sbagliato, poi senza concertare il fatto che proprio perché erano in balia, erano in pugno di Salvini e non ha saputo usarli, questo è il punto. Ma se lui avesse posto dei termini... Secondo me sarebbe successo prima quello che è successo dopo, perché perdere l'opportunità di governare per i 5 Stelle era una grossissima partita, quindi si sarebbero alleati prima col PD. E quindi avrebbero accettato qualsiasi condizione posta da Salvini, solo che Salvini deve conquistarsi i voti al sud e ha dimenticato, ha abbandonato il Veneto. In ogni caso, chi guida le istituzioni del Veneto deve evidentemente capire che non può stare in scia di quelle che sono le esigenze del partito al quale aderisce. Sto parlando di Zaia. Doveva sia con Salvini prima e il governo Conte 1, sia con questo governo porre dei termini, e invece ormai lo stanno menando avanti e indietro. Quindi come vogliono. Secondo voi, chiedo voi come rappresentanze di questi partiti, questi movimenti autonomisti, sono partiti o movimenti vostri? Sono una variegata realtà che si chiama Partito dei Veneti, quindi partito territoriale. È un partito dei quindi Veneti. Cioè tutte le caratteristiche, un partito politico. Certo, organizzato, esatto. Politico, perfetto. Per dare una rappresentanza al territorio che manca. Quindi voi parteciperete alle elezioni o no?
alle elezioni italiane? No. Alle elezioni venete senz'altro, ci mancherebbe, a maggio stiamo lavorando per quello e quindi ci sarete nel assolutamente sì, saremo presenti, un'anticipazione, adesso. Assolutamente sì, saremo quindi presenti. O a sostegno o con un vostro candidato? No, con un nostro candidato, è chiaro, perché è inevitabile, essendo anche tutti questi gruppi messi assieme. Guardi che nel 2015 io rappresentavo una lista di Indipendenza Veneta, abbiamo preso 56.000 voti. Un'altra lista, Civetta, che si è presentata da Zaia, quella che dicevo prima, ha preso altrettanti voti e siamo già oltre 110.000 voti. Io sono convinto, gli analisti anche, che nella lista Zaia ce n'era un altro terzo, altri 50.000 indipendentisti. Quindi in Veneto c'è un margine di consenso sicuramente superiore al 10%. Si tratta di trovare la figura rappresentativa. Bravissima, e di candidati anche credibili. E su questo punto, mi creda, abbiamo già delle figure autorevoli, anche amministratori locali, quindi di sindaci, di figure importanti del territorio che correranno con noi, perché abbiamo fatto un'unione. È stata una cosa estremamente difficile, come lei sa, mettere insieme tanti piccoli è più difficile che mettere insieme due grandi. Però era doveroso da parte vostra. Era doveroso farlo, infatti abbiamo fatto una polverizzazione pazzesca, un po' come l'associazione di categoria, no? Per gli industriali ce ne sono a marea e poi ognuna rema in direzioni. Abbiamo fatto un passo indietro, io per primo come Indipendenza Veneta, ma abbiamo capito che era importante unirsi e abbiamo questa potenzialità che vogliamo sfruttare. Noi non siamo contro Zaia, riteniamo che ci sia bisogno di dare un'alternativa affidabile, seria, perché Zaia purtroppo è legato a una realtà partitica che lui subisce e dalla quale non riesce a districarsi, ma è comprensibile. Se lui facesse un atto di forzatura, lo faceva col governo Conte 1 e lo facesse oggi con ovviamente il Conte 2, quindi con Salvini, lui avrebbe potuto veramente ottenere grandissimi risultati, ma non l'ha fatto e questo gli viene rimproverato. Noi gli vogliamo bene, ma riteniamo che abbia finito la sua corsa, nel senso che non abbia più la forza per condurre al risultato quello che è il consenso che gli abbiamo dato come Veneti il 22 ottobre 2017 e quindi abbia perso smalto e credibilità. Ripeto, gli vogliamo bene, ma se si fa da parte è meglio e comunque ci prepariamo come alternativa. Siamo dalla stessa parte del tavolo, come dice un mio amico amministratore, però siamo veramente l'alternativa. Lui ha il consenso grande per il momento e la stima dei veneti, però tanti veneti hanno capito che il buon Luca Zaia non ha gli attributi per far fronte a una situazione politica più forte di lui. Però d'altra parte c'è anche, io dico sempre, se nemmeno la Lombardia, vediamo che ha chiesto con una certa oculatezza non tutte le materie, ma ha fatto delle strategie abbastanza sofisticate a questo riguardo, non è riuscita nell'intento. Lì si tratta veramente di cose molto più complesse, molto più difficili, di equilibri e di cioè neanche diplomazia, c'è una netta volontà in qualche senso, e forse addirittura l'Europa che detta un diktat, perché se, può essere. Di fatto... Allora io ecco, le do subito la parola, mi dispiace interromperla, che giustamente dalla regia mi danno segnali di allarme pubblicità. Pubblicità, ritorniamo insieme tra poco.